La necessità era più che urgente, il rischio concreto, il blocco di una delle aree economiche più importanti della regione, l'Alta Padovana. È conto alla rovescia per la partenza dei lavori di rifacimento del ponte sul Brenta a Curtarolo lungo la strada Valsugana, provinciale in quel tratto. È stato affidato l'appalto a un'azienda e quindi nel giro di un mese saranno consegnati i lavori e poi potranno cominciare finalmente i lavori per il nuovo ponte di Curtarolo, che è un ponte fondamentale per un'arteria che ha circa 50.000 veicoli al giorno di traffico, e quindi poi ci sarà un anno per la realizzazione del ponte stesso. Numerosi problemi di staticità del manufatto legati al numero di mezzi pesanti in transito e alla loro velocità. Problemi che avevano costretto la provincia a vietare il transito ai veicoli oltre le 18 tonnellate. Il costo totale di 3.725.000 euro, quasi 3 milioni di euro l'intervento della regione, a cui si affianca con circa 1 milione di euro anche la provincia. Lavori che non paralizzeranno la circolazione. Verrà chiuso il ponte diciamo alla destra andando verso Padova e la circolazione rimarrà sul ponte di sinistra a doppio senso di marcia, quindi non ci saranno assolutamente dei disagi, se non dei disagi leggerissimi per il traffico, quindi la circolazione proseguirà in maniera normale per i 7-8 mesi previsti di lavori nel ponte. Verrà anche realizzata una pista ciclabile adesso inesistente. Nel frattempo continua la battaglia delle istituzioni che chiedono che l'arteria torni ad essere di competenza statale. C'è una richiesta ben precisa fatta dalla Regione ma anche dai parlamentari veneti di trasformare questa provinciale e ridarla in gestione all'ANAS, perché è una strada a grande scorrimento, di grande importanza non solo per la città di Padova e per l'Alta Padovana ma per tutto il territorio del Veneto centrale.